Manni Fantaz! Allora, adesso con un po' più di calma, no? Con un po' più di serenità volevo dirvi anch'io la mia su quello che sta succedendo in questo periodo sul coronavirus, anche perché insomma io credo che adesso bisogna anche un po' alleggerire. Ecco, non per niente sono davanti all'ospedale di Tolmezzo, non per niente. Io abito qui, quindi per me è abbastanza normale. Ma i veri miti sono lì dentro e ho una notizia bomba da darvi sull'ospedale di Tolmezzo. Pensate che da quando è cominciata sta storia del coronavirus, nell'ospedale dentro ci sono stati 24 casi di nuove nascite. Sono nasciuti 24 fruits e che non se dici show, devo dirvelo dire io, insomma, si può dire. E loro ormai sono dei VIPs, sono loro i veri protagonisti, no? Adesso ormai c'è Elettra Lamborghini, c'è Ariana Grande, il mito sexy è la Michela, infermiera che lavora al Tiersplan, la bionde. Gli influencer ormai, questi se li mangiano, a parte che qua anche se arriva un influencer all'ospedale, già per comunque si clami, cioè sono finiti subito, io copio subito, no? Ma ormai io non seguo più la Ferragni, no. Il mio mito è la Paola, capo ostetrica di piedi dell'ospedale di Tolmezzo. I Fruits non vogliono mica più diventare giocatori di ballone, no, adesso vogliono guidare le ambulanze. E allora, per ringraziare loro del lavoro che stanno facendo e anche ovviamente tutti i medici e per alleggerire un po' le cose fra di noi, ho pensato di fare questa cosa qua. Chiedo subito venia e scusa al maestro De André, Fabrizio De André, ma insomma si viene di farsi 4 analisi insieme, no? Allora, fronte ospedale di Tolmezzo, questa cosa qua che si chiama corona di rosa. Lo chiamavano coronavirus, metteva timore, lo chiamavano virus corona, lui impestava qualsiasi cosa. Appena sceso all'aeroporto, un tizio arrivato da un viaggio in Cina, tutti si accorsero con uno sguardo che necessitava di molta mucchina. Bisogna stare a una certa distanza, lavarsi le mani con tanta frequenza, non affollare nessun locale, se vai in Zoncolan ti vuoi proprio male. Ma l'infezione spesso conduce a rinunciare alle proprie voglie, niente più fricco né a pericena, né con l'amante né con la moglie. E fu così che da un giorno all'altro chiusero i bar in maniera becera. E all'improvviso il tuo peggior incubo passi le serate con la tua suocera. Spesso i cretini e i basovali al loro dovere vengono meno e quando hanno molta paura corrono di notte a prendere il treno. E alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano, alla stazione c'erano tutti con la mascherina e il dito medio della mano. Per salutare chi per un poco, senza pretese, a salutare un deficiente che porta il contagio nel suo paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva: vi saluta Milano e finite dritti in quarantena. Alla stazione in meridione molto più gente di quando partiva, chi gli stira dietro un mattone, chi si prenota per un tampone. E per concludere, cari friulani, quando siamo lì nella Watta, ad ogni maniera e in ogni mood, per ogni buon con, io mi ten bevut. Aldo Rossi, coronavirus cui?